Salve amici, al microfono Dario Villani e benvenuti nel nostro spazio dedicato alla cultura e alla musica dal canale YouTube Radio Magazine Official, a cui vi invito a iscrivervi. Prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi vi rammento che potete scaricare in podcast questo servizio anche dal sito web www.radiomagazine.net e dal quale peraltro potrete accedere in maniera diretta alle modalità per sostenere con delle donazioni la nostra iniziativa editoriale. Potete inoltre contattarci sul seguente indirizzo di posta elettronica: radiomagazineinfo@gmail.com. Francesca Seri, flautista veneziana, diplomata al Conservatorio Cesare Pollini di Padova nel 1988, si perfeziona successivamente con Aurel Nicolet e Maurizio Conti. Nel 1989 è primo flauto solista dell'Orchestra da Camera di Venezia, con tournée in Italia e all'estero. Nel 1996 è primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Europea e 10 anni dopo con lo stesso ruolo nell'Orchestra Filarmonica del Veneto. Per 2 volte di seguito ha vinto il primo premio di musica da camera del concorso Gradus ad Parnassum di Venezia. Ha registrato per la radio di Trieste, Zagabria, Lubiana, nonché per quella belga e tedesca. Numerose anche le incisioni discografiche, fra cui ricordiamo la raccolta Sulle note del passato, con un ricchissimo repertorio di brani per flauto e chitarra. Nel 1994 ha fondato l'Accademia Giuseppe Verdi, che oggi raccoglie oltre 650 allievi e 40 insegnanti e che tra l'altro rilascia anche il Trinity College Awards. È anche compositrice. Con la storica dell'arte Silvia Gramigna ha scritto un libro di educazione all'ascolto dal titolo Sentire l'arte. È membro di numerose giurie di concorsi nazionali e internazionali, ha un attivo di oltre 850 concerti che insieme alle sue iniziative raccolgono grande successo di pubblico e anche il favore della carta stampata, e peraltro è spesso ospite di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi è ospite della nostra trasmissione Francesca Seri, flautista, in collegamento telefonico da Venezia. Buonasera, è un piacere, grazie di avermi invitata. Ecco Francesca Seri, abbiamo appena letto il tuo esteso curriculum ricco di esperienze concertistiche, premi vinti, tournée in Italia e in tutta Europa, nonché incisioni, e un po' come tutti i più bravi musicisti hai scoperto prestissimo il tuo talento. Riesci a ricordare più o meno come hai mosso i tuoi primi passi? Beh, allora diciamo che da piccolissima avevo già espresso la mia passione per la musica, perché quando ero molto piccola cantavo tantissimo e ho cominciato con un coro che era il coro dei piccoli cantori, che qui a Venezia era un coro piuttosto importante, facevamo concerti anche per la Fenice e mi piaceva moltissimo. E poi ho cominciato a suonare flauto dolce e chitarra e poi in prima media sono entrata in conservatorio col flauto traverso e da lì non ho più smesso, quindi insomma diciamo che ho iniziato da piccola. Ecco, senti, diciamo la carriera di voi musicisti soprattutto è irta di sacrifici, no? Insomma di duro lavoro. Questa attività, questo duro lavoro che c'è dietro alle spalle, questo dietro alle quinte, è un qualche cosa che ti ha tolto qualcosa dalla tua vita privata, alla tua vita normale di tutti i giorni, rispetto ai giovani che per esempio la sera se ne uscivano a fare bagordi o cose del genere, per dirla in breve. Diciamo che soprattutto negli anni del liceo ho un pochino risentito di questa cosa, però ero determinata. I miei compagni non capivano come mai non presenziavo tanto, alla sera non facevo come facevano loro le vasche in giro, no? Tutte le sere sempre si incontravano nel campo, bevevano l'aperitivo e rimanevano a chiacchierare per 2 o 3 ore. Io invece la sera ero a casa perché ovviamente ho dovuto conciliare
lo studio con la scuola, quindi lo strumento con la scuola, e questo diciamo è il lato negativo. Il lato positivo è che in realtà si impara a fare tante cose contemporaneamente, a ridurre i tempi, e mi serve ancora oggi questa pratica, perché credo che adesso nella vita di tutti i giorni bisogna veramente essere poliedrici ed eclettici. È diciamo un tema quanto mai attuale, considerato insomma tu, invece di partecipare alla movida tu eri a casa a provare in sostanza, no? Ero a casa o a suonare o mi trovavo con gli amici, ma per suonare. Senti, qual è il filo che separa diciamo la passione da quello che poi è un lavoro? La gente scende la sera per andare a teatro, a vedere un concerto, invece tu a quell'ora scendi per suonare. Sì, infatti è così e è il bello comunque del mio lavoro, perché è un lavoro che è la mia vita, e quindi lo faccio con talmente tanta passione che non dico mai di no. Tutto quello che mi propongono io cerco di fare, perché mi piace tanto, e anche nel campo dell'insegnamento per me è una passione trasmettere la mia passione. Ecco, Francesca Seri, flautista, con te questa sera io mi sento un po' monarchico, perché vorrei dire viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, ma invece vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori, tu con Verdi che cosa c'entri? A parte la tua professione e i brani che suoni, chiaramente. Beh, io ho l'onore di essere pronipote di Giuseppe Verdi, del grande maestro di Busseto, e lui era esattamente il mio quadrisavolo. E Verdi non ebbe figli sopravvissuti, perché i 2 figli che ebbe morirono purtroppo di malattia, come anche la sua prima moglie, ma con la seconda moglie, con Giuseppina Strepponi, la famosa cantante, adottarono una bambina che era comunque una Verdi, faceva di cognome Verdi perché era figlia di parenti di Giuseppe Verdi che erano di famiglia povera, e questa bambina invece, Maria Filomena, venne adottata da Giuseppe Verdi e da Giuseppina Strepponi, e da lei discendo io. Pensi che Giuseppe Verdi le aveva detto: scegli di fare nella tua vita quello che vuoi, l'importante è che in quello che scegli tu eccella. E lei scelse di diventare una maestra elementare, ed era molto conosciuta all'epoca, e chi lo sa se non ho preso qualcosa anche della sua voglia di insegnare. Perché vedo che poi dopo, negli anni, se non vado errato nel 94, nel frattempo hai fondato un'accademia, l'Accademia Verdi, che ha numerosi iscritti. Vuoi parlarci di questa accademia che dirigi? Certo. Praticamente dopo più di 15 anni che facevo concerti, tournée all'estero, ero sempre in giro, ho sentito l'esigenza di fermarmi e di rivolgere quella che era la mia passione più sul territorio, e ho fondato questa scuola di musica che ora si chiama Accademia Giuseppe Verdi, naturalmente in onore del maestro, che adesso annovera 650 allievi, quindi veramente grandissimi numeri per Venezia. È seguita sia dai bambini che dai ragazzi che dagli adulti, e abbiamo più di 40 insegnanti che lavorano presso la nostra struttura. Credo anche tu insegni oltre a dirigerlo, no? Assolutamente, insegno flauto dolce e flauto traverso, ma ho anche la passione di dirigere i cori, e quindi ho il coro di bambini, un coro di ragazzi con cui ci stiamo dedicando da un po' di anni al settore del teatro musicale, e facciamo musical, e poi naturalmente ho un coro di signore con cui lavoriamo e abbiamo ambizioni di andare a fare concerti dove ci chiamano, e ci stiamo divertendo molto. Ecco
Francesca, diciamo che tu sei un'addetta ai lavori, no? Come sappiamo in Italia si insegna musica fino alle scuole medie e poi non si capisce perché invece non si fa più nulla alle superiori e alle università, mentre invece nelle superiori e alle università si continua a fare lo sport, ci sono le universiadi ad esempio. Come giudici diciamo questa disparità di trattamento verso l'insegnamento della musica? Ad esempio io ricordo in passato che ho visto delle università all'estero dove c'erano dei complessi orchestrali formati proprio nelle università. Infatti, ti ringrazio per questa domanda che normalmente non mi viene posta perché magari ci sono persone che non sono dell'ambiente, del settore e non si rendono conto che invece è veramente una grande lacuna della scuola italiana, una grandissima lacuna. La musica dovrebbe accompagnare tutti i nostri studi perché è fondamentale per lo sviluppo della persona e quindi dovrebbe cominciare ed essere assolutamente disciplina fondamentale dalla scuola dell'infanzia, seguire alla primaria. In realtà anche adesso io lavoro spesso come esperta esterna per la scuola primaria, mi chiamano come esperta esterna, ma normalmente questo lavoro è affidato alle maestre che non hanno solitamente competenza nel settore, quindi benché vada mettono su qualche canzoncina da far ascoltare ai bambini e questo chiaramente è tutt'altro rispetto a quello che potrebbe essere l'insegnamento di una persona professionistica che si rivolge ai bambini, che fa conoscere la musica e li fa provare a suonare, li fa provare a cantare, gli insegna loro l'ascolto della musica che è importantissimo. E poi naturalmente c'è solo questo così barlume di musica alla scuola media che poi viene totalmente interrotto. Hanno tolto l'educazione musicale dai magistrali che erano le scuole quelle per formare i maestri del futuro e quindi veramente un peccato. Tranne chiaramente i cosiddetti licei musicali, no? Che ancora esistono. Ci sono i licei musicali ma sono un pochino di più per gli addetti ai lavori, no? Invece la musica dovrebbe comunque essere materia curricolare anche per un liceo classico perché non si vede perché si studia storia dell'arte e non si debba fare musica. Assolutamente dovrebbero essere di pari passo anche perché si studia storia dell'arte, filosofia e dovrebbe esserci anche la musica perché è il completamento della formazione proprio della persona. Soprattutto per un paese come l'Italia, no? Dove la lirica, la musica classica è la patria, diciamo, di questo ma tipo. Anche perché per due ragioni, una perché dovremmo valorizzare quelli che sono le nostre abilità. Noi all'estero siamo conosciuti in questo senso e invece come al solito non ci valorizziamo. E poi in secondo luogo perché effettivamente in Italia ci sarebbe una percentuale altissima di persone particolarmente portate per lo studio della musica, per poter suonare, per poter cantare, che proprio avrebbero delle abilità particolari che invece non vengono neppure riconosciute, scoperte. Questo è proprio un peccato. Perdonami se ti faccio una domanda un po' fuori scaletta. Sì. La musica la possiamo rapportare al gioco e quindi sai nella psicologia è importante vedere ad esempio il bambino come gioca per capirne la psicologia da un punto di vista diciamo pedagogico? Certamente. La musica fa parte proprio della formazione e quando uno è piccolo va impostata assolutamente in maniera ludica, va impostata come gioco e va impostata, la musica si insegna tanto quanto il bambino impara a parlare, altrettanto dovrebbe imparare a esprimersi con la musica che è un linguaggio universale, dovrebbe imparare a cantare, dovrebbe imparare a suonare e normalmente ad esempio nella nostra accademia noi abbiamo anche bambini piccolissimi che leggono perfettamente la musica ancora prima di aver imparato a leggere le parole. È un linguaggio incredibilmente propedeutico che apre tantissimo la testa perché imparare a fare musica aiuta la concentrazione, aiuta
l'intelligenza spaziale, affina la creatività, la sensibilità, la socializzazione, perché ricordiamoci che bisogna imparare ad ascoltare quello che fa l'altro per andare assieme a lui e suonare insieme ad un'altra persona, e quindi tantissime competenze che fanno sì proprio che il bambino cresca in maniera positiva, con qualcosa di bello. Ecco, passiamo a un argomento diciamo attiguo. Questo, l'unica nota positiva rispetto almeno alla divulgazione, no, della musica lirica, di quella classica, diciamo, è il libero accesso che in questo periodo i giovani hanno attraverso i new media, soprattutto mi riferisco a YouTube. Nel passato io ricordo per noi era complicatissimo comprare un vinile della Deutsche Grammophon o che ne so delle altre etichette tipo la Lemi, la Decca, no? Perché costavano un occhio della testa. Invece adesso perlomeno i giovani vanno su YouTube e trovano letteralmente tutto. Come giudichi l'apporto dei new media in questo settore, Francesca? Beh, allora è vero, è proprio vero tutto quello che dici. All'epoca io mettevo via i soldini per comprare i CD che mi interessavano e ho tuttora a casa una discoteca pazzesca, ma adesso si trova quasi tutto ed è veramente utile. A scuola normalmente io lavoro tantissimo con YouTube, tantissimo, soprattutto adesso che c'è stato anche il problema della didattica a distanza, abbiamo lavorato tantissimo perché grazie proprio a queste tecnologie, grazie alla possibilità della fruizione della musica in questo modo, perché puoi ascoltare dei brani fatti dai più grandi interpreti, cosa che una volta era veramente complicato se non li ascoltavi dal vivo e se non sapevi che avevano registrato quel tal CD che si poteva trovare ma era in edizione limitata. Adesso si trova veramente tutto e penso che sia molto valido per i nostri allievi, per i nostri ragazzi, validissimo. Ecco, negli anni 70 soprattutto c'è stata una vera e propria escalation di variazioni su tema e trasposizioni che sono state scritte, no? Ad esempio ricordo La voce del silenzio su Bach, scritta da Paolo Limiti, che la portò a Sanremo nel 68, che poi fu resa celebre più tardi da Massimo Ranieri, oppure All by Myself, che era una variazione su Rachmaninoff, Could Be Love di Barry Manilow su un'opera di Chopin, che poi è diventata ancora più famosa, più celebre successivamente con i Take That. E poi di recente c'è stata invece un'inversione di tendenza con opere pop di pop star trasformate in opere sinfoniche, e in questo senso ricordo soprattutto quelle fatte dai Beatles, Viva la vita dei Coldplay e Happy Ending di Mika. Come vivi il rapporto con le contaminazioni, e mi riferisco soprattutto all'ascolto di altri tipi di musica oltre quella classica e la musica lirica, Francesca? Ma io sono una musicista un pochino sui generis da questo punto di vista, nel senso che sì, certamente la mia formazione è totalmente classica e quello che io ho sempre suonato era prettamente classico, però è anche vero che lavorando sempre a stretto contatto con i giovani, con le scuole, con i bambini, ho imparato che la musica è musica e tutti i generi sono interessanti, sono belli e l'importante è fare musica e ascoltare musica, quindi non demonizzo assolutamente le contaminazioni, non ne sono scandalizzata, ma tutto ciò che può veicolare la musica, diciamo, sei aperta alle contaminazioni e sei anche onnivora. Assolutamente, nel senso che diciamo che la competenza fa sì che ci sia un ascolto critico. Se la musica pop, la tal musica pop è costruita in maniera banale, è
è banale. Però se invece ha un bel tema, c'è una melodia interessante, c'è un arrangiamento significativo, c'è un ritmo accattivante, perché no? Perché no? Ecco, parliamo invece quindi... di te a questo punto, visto che hai partecipato a oltre 850 concerti. Qual è invece il tuo repertorio preferito, Francesca? Allora, a livello di flautista è difficile dirlo. Diciamo che amo tantissimo il repertorio barocco, il Settecento, come flautista, e credo di aver suonato veramente quasi tutto questo repertorio, che me lo sono proprio goduto, soprattutto con l'orchestra dell'offerta musicale, che era un'orchestra di cui io ero il primo flauto, e ho girato il mondo con questa orchestra. E quindi tutto Vivaldi, che è veneziano, quindi assolutamente ce l'ho nel cuore, ma naturalmente Bach, ma naturalmente Handel, ma naturalmente Galuppi, che è Buranello, insomma la musica barocca la amo moltissimo. E poi la musica dei primi anni del 1900, quindi l'impressionismo francese, che per il flauto è un periodo magico perché sfrutta proprio le caratteristiche timbriche dello strumento ed è veramente bellissimo. E invece per quanto riguarda altro genere di musica, mi sono tantissimo appassionata negli ultimi anni al genere del musical, e tutti gli anni vado a Londra a vederne almeno 2 o 3, portando anche mio figlio, e ci siamo proprio molto molto appassionati, e credo che sia un bellissimo connubio che dà la possibilità di esprimersi con la recitazione, con il canto, con la musica strumentale e con anche il ballo, quindi un'arte veramente completa, quella del musical, che in Italia sta prendendo piede, ma è ancora un pochino ritenuto di serie B, invece io penso che possa arrivare al cuore di tantissimi giovani. Ecco, in Italia siamo fortunati perché nel Settecento e Ottocento abbiamo avuto i nostri massimi teatri, cioè la Scala di Milano e il San Carlo, che addirittura con il San Carlo commissionava opere a Rossini, no? Come giudichi lo spazio dato alla classica in Italia e anche gli spazi, nel senso proprio di dove si può suonare e si possono tenere concerti? Ad esempio, io ho la tristezza che avevo 13 anni, avevo un abbonamento che ho seguito almeno per 3 anni, andavo a seguire i concerti all'Auditorium Rai, e poi alla fine insomma è stato trasferito tutto a Torino. Io da questo punto di vista sono purtroppo rattristata. Nel Settecento a Venezia c'erano 21 teatri, 21. Attualmente a Venezia abbiamo 3 teatri, che sono la Fenice, il Goldoni e il Malibran. Per la maggior parte sono teatri che sono riservati, Fenice e Malibran sono riservati proprio al teatro, all'orchestra della Fenice, e quindi il Goldoni per la maggior parte è un teatro che si rivolge alla prosa, non sarebbe costruito per fare musica, non ha neanche la buca. Quindi io mi chiedo come mai non ci sia la possibilità di avere degli spazi in cui far esibire anche tantissimi altri musicisti che meriterebbero di potersi esibire, ma così anche i ragazzi stessi delle scuole che magari lavorano un anno per preparare un bel saggio per potersi esibire e poi non hanno un luogo in cui poterlo fare. La situazione dei teatri è abbastanza scandalosa, e comunque certamente in questo momento col problema del Covid non è migliorata. Infatti si sono un po' demonizzati gli spazi teatrali, adesso ridotti tantissimo le disponibilità dei posti a sedere. Ecco, se guardiamo alla musica etnica, alla musica popolare, intravediamo con certezza le connessioni sociali fra la musica e il suo territorio. La musica classica e quella lirica, dicevamo, invece fa parte del nostro retaggio storico e culturale, quello italiano. Che aspetti vedi oggi fra questo tipo di musica e il nostro territorio e il sociale più in generale, Francesca? Quella volta anche l'opera lirica, l'opera stessa di Verdi,
Verdi veniva canticchiata dalle persone, dal popolo, e per quello si diceva viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, viva Verdi, perché i suoi brani, le sue melodie erano patriottiche, incitavano le persone, muovevano tutto il popolo con degli ideali molto molto importanti. Quindi la musica classica non era disconnessa dalla musica popolare, era un tutt'uno. Penso che dobbiamo tornare a qualcosa di questo tipo, perché credo che la musica classica possa tranquillamente non essere solo di nicchia, ma possa arrivare, se curiamo la preparazione all'ascolto fin dai più piccoli, assolutamente a tutti. Quindi sì, come dicevi tu, bisogna proprio lavorare a partire dalle scuole, in modo che le persone si abituino ad andare a sentire i concerti e faccia parte proprio del tran tran quotidiano, quello di ascoltare musica anche classica. Francesca Seri, flautista in collegamento telefonico da Venezia, cosa ti aspetti per il futuro? Nuovi concerti, nuove incisioni? Spero che ritornino tanti concerti, che adesso abbiamo avuto questo blocco Covid e ci sono state poche cose. Spero che veramente le associazioni italiane ed estere ritornino a programmare tantissimi concerti, spero di poterne fare tanti e spero che anche i miei allievi ne possano fare tantissimi in futuro. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato, il commento musicale che avete ascoltato durante la trasmissione erano chiaramente brani interpretati da Francesca Seri, flautista, e tratti dalla raccolta All'offerta musicale Sonate per flauto di Alessandro Santini. Ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione, Francesca, e speriamo di riaverti presto nostra ospite. Grazie tantissimo, grazie a voi, è stato proprio un piacere. Si conclude qui il nostro programma di oggi, potete trovarlo in podcast anche sul nostro sito web www.radiomagazine.net, potete inoltre scriverci per segnalare notizie ed eventi sul nostro recapito di posta elettronica radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro potete interagire con i vostri commenti. Un saluto da Dario Villani.